Buongiorno, oggi sono 22 settembre 2024. Io mi trovo a Torino, vicino a casa, e da qui inizia la mia attività di ciclismo. Oggi vado con la mia bici bianchi, bici elettrica, e vado a fare un giro fino al parco Carrara o Pellerina e poi da lì fino all'aeroporto di Caselle, e dall'aeroporto di Caselle torno indietro a casa. Più o meno il giro sarà di 50 km, intorno ai 50 km. Non è tanto lungo, però ho preso questa bici perché vado nel parco e là c'è ghiaia, e nel parco faccio un paio di giri e ho pensato che se nel parco le strade sono di ghiaia, di andare con la bici da corsa, ma con le ruote un po' più larghe, la bici con il nome Gravel, che significa una bici universale tra mountain bike e bici da corsa. E allora andiamo a fare questo giro. Da qui ho iniziato anche la giornata sempre di ciclismo, quando sono andato a Lanza. Però oggi cambiamo un po' le vie. Facciamo altre strade. Così chi guarda il mio canale può vedere le strade di Torino in totalità.
Stiamo arrivando a Corso Trapani, che intersetta il Corso Vittorio Emanuele. Guarda, forse è questa. No, questa è Corso Lecce. Andiamo un po' su Corso Lecce. Il Parco Pellerina si trova vicino al corso Regina Margherita. C'è anche l'uscita dal tangenziale. Andando così verso nord-ovest si arriva a questa parte. Più o meno siamo arrivati. Adesso giriamo verso sinistra. E qui guardiamo la cartina dove è questa parte.
arrivato. E qui sembra un parco. Il parco ha tantissime entrate e uscite. Di 5 km da casa mia. Qui possiamo fare un paio di giri. Prendiamo qui a sinistra, visto che la direzione di marcia è a sinistra. Qui le strade sono brutte e poi inizia anche la strada di ghiaccio. Facciamo un paio di giri qui. Per vedere tutte le strade. E poi da qui andiamo verso l'aeroporto di Caselli. Parco trovate tanti siedi, parchi giochi, laghi e fiumi. Sono anche ponti che riuscite a passare dall'altra parte della strada del corso Regina Margherita.
intorno al lago. Le strade sono proprio brutte, forse non sono state riparate da quando hanno aperto questa parte. Era meglio ancora di venire con la mountain bike. Un altro lago. Sono anche strade asfaltate. E qui trovate uffici di Turin Marathon. In questi uffici vi potete iscrivere alle gare che si svolgono nella città di Torino, alle gare di corsa.
campi da calcio, da basket e anche da tennis. Anche da Volelo, e qui una pianura dove potete stare sdraiati o giocare nei giochi. Qui la strada la trovo bloccata, dobbiamo fare il giro. Questo mi costa fare chilometri in più, però se andai a fare il consiglio. Passiamo da qui. Ritorno sulla questa via che abbiamo fatto prima. E poi si può andare nel parco. E qui troviamo delle fontane, un paio di fontane.
questa strada l'ho fatto prima. Adesso andiamo dritto.
già si arriva sulla strada, torniamo nel parco. Con la bici sembra più corto, più piccolo, questi lì, come quando camminare un po'. Come distanza da casa mi dà 15 km, e se finché ho fatto 6-7 km, altri 8 li ho fatto nel parco. Seconda volta che vengo in questa parte. Prima volta sono stato tanti anni fa, nei primi anni che sono arrivato qui a Torino. Siamo stati quasi su tutte le vie, adesso andiamo verso qualche uscita per prendere la strada che va all'aeroporto di Casieli. Seguiamo questa aereo che lui ha la direzione di Casieli.
sono anche vie fatte dalla gente. Strette ma un po' più lisce. Terriccio. Adesso dobbiamo uscire dalla città e sempre in direzione Casieri. Però prima devo passare dall'altra parte, per cui sono contramano. Così facile il corso a tanti vie, tanti corsi, è meglio stare qui. Ecco, qui già la pista è a senso doppio, perché dall'altra parte non vedo nessuna pista.
ecco il primo passaggio dall'altra parte. Passiamo, ma io resto sulla strada. Magari andiamo un po' sulla pista ciclabile. Abbiamo più priorità su questa pista. Siamo in Corso Potenza. Insieme con Lanzo. Però non vedo occasione. Ecco, Borgaro Casele, primo segno che indica la direzione Casele, aeroporto.
strada, allora con la bici si può stare. Questo autunno è prima attività di ciclismo, poi mi rimangono ancora due, una con mountain bike e altra con bici da corsa senza motore. Fino a dicembre di farli altre 2 domeniche. Il mountain bike vado vicino Susa, Bussoleno, e salgo quelle montagne lì e poi con la bici da corsa devo ancora scegliere il tratto. Andiamo prima nella città di Casele e poi all'aeroporto, e dall'aeroporto torniamo a casa. Sono quasi arrivato.
che vola così bassa. Stessa strada ho fatto quando sono andato a Lanzo. Questa volta il giro di meno. Aeroporto ancora 4 km. Là in basso anche una pista ciclabile. Che prima io non l'ho vista. Andiamo a vedere questa pista. Ecco, Casele adesso va a destra, invece noi teniamo verso Casele di città, però qui la ciclabile finisce.
finisce e poi inizia qui nel bosco. Vediamo se è lungo o meno. No, la ciclabile non c'è qui, dobbiamo stare sulle strade statali. Oggi è domenica, meno traffico, meno rischi. Ecco, sono arrivato a Caselle Torinese. Guardiamo, qui c'è pista ciclopedonale Stura Lanzo. Che va a Stura. Però noi continuiamo sulla strada. Magari poi l'altra volta se vado a Stura prendiamo questa via. Sempre venivo qui all'aeroporto, ma nella città non sono mai stato. Adesso con la bici ho occasione di andare.
villaggio Caselle è famoso con il suo aeroporto di Torino, Caselle, che è un aeroporto internazionale. Subito un paio di case di un colore bellissimo. Prima era Caselle Centro, però adesso non c'è più. Andiamo a qualsiasi strada, poi vediamo, forse c'è l'indicatore che indica il centro. Palazzi con 4-5 piani, intorno hanno anche i giardini. Negozio alimentare al supermercato, che anche di domenica è aperto, però fino a mezzogiorno.
Sì, giriamo indietro. È un villaggio abbastanza carino. Vediamo qui a sinistra. Con tanti palazzi che hanno intorno a loro tanto spazio. E poi le strade sono anche larghe. È anche meglio di Torino. A Torino i palazzi sono più alti e meno parcheggi. Qui le macchine sono parcheggiate tutte nei parcheggi sotto le case. Invece a Torino li parcheggiano sulla strada dove accade. A volte anche sulle strisce pedonali perché non trovano spazio. In Italia si sta meglio nei villaggi vicini alle città grandi, come nelle città grandi. Andiamo su questa strada, è un po' più stretta e più trafficata, sarà una statale. Una statale ma con divieto di 30 all'ora. Ecco, vieta. E là ho visto anche una chiesa, andiamo a vedere. Ecco, a sinistra municipio e Casele centro. Ecco il centro storico del Casele. Centro storico con chiese e palazzi antici. Oggi c'è anche un mercantino. Facciamo un giro intorno e poi mi fermo un po' qui alla chiesa, sotto la chiesa. Meno spazio e strade antiche fatte a mano, costruite. Via Roma, come a Torino, via Roma è cominciata.
centro trovate tutto, negozi, banche, farmacie, pizzerie, ristoranti. Ecco qui il centro proprio. Atlantico, finisce. E noi andiamo all'aeroporto. Devo andare là a destra. Però anche qui dritto. Ecco, ci siamo arrivati. Aeroporto Sandro Pertini, Torino Casele.
facciamo qui un giro. Qui la via di partenza e la via di arrivo. Nella corsia di arrivi perché partenza va su. E qui sono i parcheggi, non entriamo là dentro. Giriamo qui sulla statale e torniamo a casa. Da casa fin qui più o meno 32 km. Torniamo di nuovo nella città di Caselle e poi prendo una strada statale che arriva a Torino.
mercato grandissimo, Bennett. Da partea sinistra anche la pista ciclabile. Proviamo di più.
Qui c'è il deviato, torniamo indietro, prendiamo la pista. Prima non ho osservato. Prendiamo la pista perché è abbastanza bella, doppio senso. Però questa strada arriva a Venaria Reale, invece a me mi serve Torino. Magari laggiù c'è una rotonda e giriamo là a Torino, verso Torino. Pista ciclabile è bellissima, ma hanno dimenticato a tagliare la erba intorno. Qui giro a sinistra. Questa rotonda si può arrivare a Venaria Reale Centro e Lanza. Invece io giro verso Torino. Torino c'è deviato. Facciamo questa via lì.
andata ho fatto con la strada ma è con deviato. Meglio di trovare qualcos'altro e poi le prossime volte di fare queste vie su quale si può andare. Questa strada dove è contrario, ciclisti possono andare ma le macchine no. Arrivo in un giardino, giro indietro, forse era a sinistra la strada per bici. Qui una volta era strada ma come ho capito che devo tornare o Venaria o con la strada condiviata. Andiamo a Venaria. Venaria siamo già stati. L'altra volta se guardate sempre uscita di ciclismo verso Lanzo. Vedete la Venaria reale e anche i suoi giardini. Questa volta passo solamente, non entriamo nella città. Vedo che solo andando a Venaria poi possiamo girare verso Casella con la bici. Fare con la strada è deviato.
Siamo nel centro di Venaria. Alla prossima rotonda torniamo verso direzione Torino.
Da Venaria si arriva allo stadio Juventus. Oggi non c'è nessuna partita, così a quest'ora non c'è gente. Il Juventus questa settimana ha già giocato. Hanno giocato ieri, hanno fatto 0-0 con il Napoli. Se andiamo dritto arriviamo di nuovo al parco di Verina o Carrara. Qui forse passa il tram numero 4. Vediamo la linea, no, la linea numero 3. Già tutte le strade vanno nel centro. Oggi
lento corto, solo 50 km. Come stanchezza non sono stanco, ma un pochettino stufato. Ecco, direzione Lingotto possiamo prendere lì. Ecco, quella strada che abbiamo fatto stamattina, Corso Potenza. Al ritorno siamo sulla via giusta. In andata un po' sono andato sopra. Al ritorno proviamo di fare un po' più centro di Torino. O magari altre strade. Qui un paio di palazzi nuovi. Registriamo. Qualcuno di voi li guarda e decide di venire qui a vivere. Qui possiamo andare ancora dritto. Su questa via ciclabile. Un altro piccolo parco. I palazzi nuovi hanno un bel parco vicino a loro. E anche supermercati.
possiamo scendere con la bici senza di scendere. Adesso più o meno mi trovo alla stazione Susa, stazione di treni. E qui già possiamo dire che siamo in centro.
Ecco, Susa è sotto stazione. E qui andiamo della piazza Statuto. Però oggi facciamo un'altra via, andiamo verso stazione. Destra Corso Gonzale. Però io vado con la macchina, ma si può andare nella zona di traffico limitato. Torino Antico. Siamo già in Corso Ferraris.
Siamo arrivati al corso Emanuele. Non torno sulla via di andata, ma torniamo su un'altra via. Arrivati alla stazione Portanova, qui giro a destra, sempre dritto, e fra 10 minuti arrivo a casa. Sono delle vie parallele, prendiamoci queste, sono più lighe come sotto i portici.
antiche ma abbastanza belle, con bellissimi ornamenti, disegni. Queste vie vive tanta gente da diverse regioni italiane e sotto questi palazzi hanno negozi con i prodotti tipici delle sue regioni. E a Torino trovate i negozi con prodotti regionali dalla tutta Italia. Torno sul corso Unione Sovietica. Siamo già vicino a Caserma Morelli. E vicino all'inizio, al parco di stamattina.
Ecco, ho finito il mio giro, quasi 3 ore e 20 minuti, una distanza di 56 km con tantissime pause. Il giro è corto, mi sono stancato non di tanto. Adesso vado a casa a fare una doccia calda, perché io in settimana mi sono un po' raffreddato. Forse per questo ho un po' di stufezza. La bici è tenuta bene, le gomme non sono scoppiate e un po' ha smesso di funzionare la batteria, perché forse non l'ho caricata prima, era già per finire. Adesso vado anche a caricare la batteria per la prossima volta. Allora, da qui, da Torino, vi dico una buona giornata, guardate YouTube, iscrivetevi al mio canale e arrivederci.